Dal Vangelo di Giovanni. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dinimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri 2 discepoli. Disse loro Simon Pietro: io vado a pescare. Gli dissero: veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma in quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero: no. Allora egli disse loro: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Poi Gesù lo incontrò e gli disse per la 3ª volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la 3ª volta gli domandasse: mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto. Tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: pasci le mie pecore. In verità, io ti dico, quando eri più giovane, ti vestivi da solo e andavi dove volevi. Ma quando sarai vecchio, tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Nelle prime apparizioni il Signore Gesù sceglie per manifestarsi di entrare nei locali in cui i discepoli si trovano a porte chiuse per timore dei giudei. Gesù è risorto, ma loro, i suoi discepoli, sono ancora impauriti e scossi di quanto era accaduto al loro maestro. Con il passare dei giorni, però, riescono ad uscire dai loro nascondigli, ma sono ancora carichi di dubbi, di paure e di incertezze. Qualcuno, chissà chi, propone di tornare al faticoso lavoro del pescatore. Così Pietro, Tommaso, i figli di Zebedeo e altri 2 discepoli, ci dice il testo che abbiamo letto, tornano al lago di Tiberiade alle prese con le loro barche e le loro reti. E come ai vecchi tempi ricominciano a pescare pesci. Considerato che la promessa di Gesù, vi farò pescatori di uomini, sembra loro svanita e assurda. È in questo contesto che si manifesta Gesù. Quando i dubbi sono al massimo della loro espansione e quando si è alle prese con una notte che sembra non finire mai, difatti è scritto: in quella notte non presero nulla, ecco la buona notizia del tempo pasquale. La luce della risurrezione di Gesù filtra, entra con il suo spirito dentro di noi e ci raggiunge passando per le ferite del Venerdì Santo. Quando la notte ci appare senza fine, è in quel contesto che il crocifisso si lascia intravedere come risorto. Quasi una fotografia di tante realtà di oggi dove c'è il buio.
In occasione del 1° maggio siamo stati riportati a capire qual è la realtà del lavoro. E nel 2024 gli infortuni mortali sul lavoro sono stati in Italia 1090, il 4,7 in più del 2023. E mentre Spagna, Portogallo e sud della Francia restano senza energia elettrica per un blackout mai visto prima, il buio nelle zone di guerre è imposto da bombe e da droni che volano su case, scuole, giardini e ospedali solo per seminare morte. Per non parlare poi delle fatiche ordinarie di tante nostre famiglie, alle prese con anziani, ammalati e da seguire. Con figli, tante volte, segnati dalla fatica di crescere e incapaci di costruire autonomia. Oppure con le difficoltà economiche di chi ha perso il lavoro. Oppure anche con il dolore imposto da separazioni o da lutti inattesi ai quali si era del tutto impreparati. Quanto buio, quante lacrime, quanta fatica c'è dentro le nostre case oggi. Io lo constato tutti i giorni, però questa pagina del Vangelo sembra proprio scritta per noi, che tante volte ci avvertiamo orfani nell'attraversare le fatiche perché ci sentiamo soli e non sentiamo la vicinanza del Signore Gesù. Difatti tanti si chiedono: ma dov'è il Signore dentro la mia vita? Perché quando tutto crolla, quando la notte non finisce mai, Lui, il Signore, sembra non esserci, sembra non esistere? Ed ecco la risposta che ci dà il Vangelo di oggi. Gesù risorto c'è e avanza verso ciascuno di noi per aprire quel cielo che sopra di noi tante volte ci sembra chiuso e sbarrato. Dalla piccola fessura delle nostre solitudini e dalla feritoia lasciata dalle nostre sofferenze, Gesù risorto ci raggiunge e avanza verso di noi per consolarci, per darci luce, speranza e misericordia, che diventano essenziali per vivere. Ma Gesù risorto non solo si fa avanti, prende l'iniziativa, ma cerca, chiama e infonde speranza in noi anche quando ci sembra di aver fallito tutto. Io trovo tanti genitori che mi dicono: con i miei figli ho fallito e sto tanto male e non riesco a capire perché. Ma oltre al suo amore, il Signore ci consegna anche un'altra formula per essere liberi, come ha fatto con Pietro nel Vangelo. Quando eri più giovane ti vestivi da solo, andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Ma quelle parole non valgono solo per Pietro e per Papa Francesco. Le sue scarpe messe nella bara ci raccontano che lui ha fatto il Papa andando dove non voleva ed è andato in tutto il mondo a raccontare Gesù risorto che ci cura nelle nostre ferite. Questo vale anche per noi, perché tante volte nella vita
Noi non pensiamo mai di fare ciò che non vorremmo, ma il Signore Gesù ci dà luce, forza e speranza se noi veramente Lo imitiamo nel suo essere buon samaritano per tutte le persone che incontriamo. Dobbiamo diventare persone che servono gli altri e servendo gli altri ritroveremo una luce nuova sul buio della nostra vita e la porteremo a tutti quelli che incontriamo. Speriamo che sia così anche per i cardinali che scelgano il nuovo Papa. Un Papa che speriamo vada dove lui non vuole, perché segue l'esempio e il Vangelo di Gesù e lo racconta a tutti. Caro Gesù, mio zio è un pescatore. Esce di notte con la barca e va a pescare per lavoro, per vendere il pesce a quelli che poi lo rivendono nei mercati e supermercati. Ogni volta che leggiamo in chiesa questo passo del Vangelo, io penso a lui. Mi piace vedere che aiuti i tuoi discepoli a pescare. Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. Tu sei così, Gesù. Quando le cose vanno male, quando abbiamo l'impressione di non prendere nulla, quando la notte sembra non finire mai, tu arrivi, ti fai avanti, prendi l'iniziativa e non solo aiuti ad uscire dalla fatica, ma ci dici anche che ci vuoi bene. Gesù, tra pochi giorni verrà eletto il nuovo Papa. Anche a lui tu dirai, pasci i miei agnelli. E anche lui dirai, un altro ti porterà dove tu non vuoi. Grazie Gesù, perché il tuo Spirito ci guida sempre.